Ciao tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale così potrete rimanere sempre informati sulle ultime novità del nostro club preferito. Guardiamo il video. Oggi al CRC ha parlato in esclusiva il calciatore italiano Cyril Ngonge. Ecco le sue parole. Contro il Milan era una partita importante in casa. Dovevamo attaccare e dimostrare subito di essere forti. Era normale iniziare così, perché siamo il Napoli. Si vede nel primo gol come lo abbiamo preparato. È un gesto che abbiamo provato in allenamento tutta la settimana. L'abbiamo preparato bene ed è stato interpretato correttamente dai giocatori in campo. Quelli di noi che sono entrati dalla panchina hanno cercato di aiutare la squadra nella parte finale della partita, portando nuova energia. Si vedeva che eravamo in difficoltà perché il Milan attaccava con molti giocatori forti, come Leao. Non è stato facile, ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Cosa deve essere migliorato? Forse sarebbe meglio mantenere la calma, soprattutto verso la fine della partita. Dobbiamo continuare a controllare la palla, mantenere alta la pressione, senza abbassarla troppo e senza lasciarli giocare. 400 gol per Lukaku? Non ho ancora giocato 400 partite. Basta confrontare questi dati per capire la portata di questo risultato per me. Ovviamente ci congratuliamo con voi. Dentro e fuori dal campo si vede tutta la sua esperienza, la trasmette a tutti. È un piacere averlo in squadra. Dove preferisco giocare? Fondamentalmente sono nato prima punta. Col tempo mi sono adattato a fare la seconda punta e poi in Olanda sulle fasce. Se ci riferiamo al ruolo di esterno, preferisco giocare sulla destra con il piede opposto, ma in generale preferisco giocare come seconda punta. Sacrificio in difesa? Mentirei se dicessi che mi è piaciuto, ma è ovvio che è qualcosa che va fatto nel calcio odierno. È un compito in cui ho sicuramente ancora margini di miglioramento, ma ho 24 anni, quindi non mi preoccupo, posso imparare meglio. Ovviamente lo faccio con grande piacere per la squadra. Conte, oltre ad arretrarci e ad aiutare i terzini, ci chiede di restare molto aperti, senza aver paura di trovarci 1 contro 1 e condizionare le partite. Un buon cross, un tiro, un passaggio decisivo, un 1 contro 1, ecco cosa ci chiede. Allenarsi con Conte? Prima che arrivasse qui, ho parlato con un giocatore dell'Inter che era stato allenato da lui e mi ha detto che non sarei stato pronto, ma io non gli ho creduto. Poi siamo arrivati al ritiro e abbiamo lavorato molto duramente per un mese. Sono allenamenti che non ho mai fatto con nessun'altra squadra, ma ci hanno permesso di diventare dei mostri a centrocampo, superando anche i nostri limiti. Un sacrificio per un grande risultato. Bologna? Il Bologna sta facendo molto bene con Italiano, che è un allenatore che mi piace. Giocano un calcio molto aggressivo e sono particolarmente abili nelle situazioni 1 contro 1. Un fattore importante per noi potrebbe essere che se superiamo bene la pressione, andremo verso l'obiettivo. Dobbiamo stare attenti a non perdere palle stupide, perché se la palla è alta, può diventare pericolosa. Dobbiamo essere concentrati quando abbiamo la palla. Fine stagione? Non siamo preoccupati, ma piuttosto concentrati e fiduciosi nelle qualità che abbiamo nella squadra. Ci guardiamo tutti negli occhi e analizziamo partita dopo partita. Alla fine saremo noi a regolare i conti. Diamo tutto in campo, sia in allenamento che in partita. Sapevamo che le partite contro il Fenerbahce sarebbero state intense e difficili. Bisogna restare concentrati fino all'ultimo secondo. Siamo scesi in campo con ottimismo, ma nell'ultima partita abbiamo deluso i nostri tifosi. Dovevamo vincere per rimediare. Adesso guardiamo avanti, affrontando una partita alla volta. Parlando dei suoi obiettivi, l'attaccante nigeriano ha ribadito il suo legame con il club e la sua voglia di dare il massimo. L'ho già detto, da quando sono arrivato ho amato questo posto, il club e i tifosi. Voglio ripagare il loro affetto con il duro lavoro. Segnare gol in un derby è speciale, ma il merito va anche ai miei compagni di squadra. Voglio continuare così e dare sempre il massimo per questa squadra. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!